Ecco, torniamo al nostro quesito. Un continente di plastica, è possibile farlo soltanto con i rifiuti degli indiani o dei cinesi? Io non credo che i cinesi sono così zozzi da buttare tanta plastica in giro, la riciclano per i fatti loro. Prego. Beh, sicuramente una parte di questa plastica deriva anche, come era stato detto anche prima in fuori onda, dai traffici illegali, perché sappiamo che moltissimi degli operatori che gestiscono i rifiuti sono costretti, proprio anche per l'incapacità degli impianti, di gestire questa mole di rifiuti, e quindi spesso ricorrono a pratiche non corrette, perché esistono delle convenzioni che vietano teoricamente la dismissione di questi rifiuti in mare, però si sa che insomma c'è una certa pratica anche da quel punto di vista. Come ricordava prima il mio collega di Legambiente, negli ultimi 2 anni, 3 anni, i roghi di materiale plastico nella pianura padana sono aumentati, soprattutto nella zona di Milano, mi pare, della Lombardia, proprio perché questi rifiuti non si riescono a gestire, e come il rogo è illegale anche la terra dei fuochi in Campania, certo, la conosciamo, insomma, quindi poi questo si diffonderà. Sì, sappiamo le conseguenze per la salute della combustione sono ancora superiori alla semplice presenza nell'ambiente. Certo. Infatti voi di Legambiente ogni anno presentate il rapporto, no, sui crimini legati all'ambiente. Chiaramente, no? I rifiuti hanno un ruolo, purtroppo il traffico di rifiuti ha un ruolo predominante, insomma, chiaramente. Poi c'è da dire, insomma, che rispetto ai rifiuti che troviamo dobbiamo essere consapevoli che il primo mondo così definito è quello che ha prodotto negli anni una quantità notevole di imballaggi, ha fatto un'evoluzione, diciamo, non lo chiamerei progresso, lo chiamerei consumismo, insomma, ecco, forse più con un'altra accezione, e quindi siamo responsabili anche appunto dei flussi, dei traffici di rifiuti al di fuori della nostra Europa, del nostro paese, cose che continuano anche oggi, perché ne ancora oggi abbiamo, l'ha fatto notare prima chiaramente anche Menegus, non abbiamo gli impianti a sufficienza per garantire il riciclo. Basti pensare, diciamo, a impianti di riciclo della plastica, oppure, per stare sul tema che è un tema caldo, quello del biodegradabile, quindi degli impianti di compostaggio anaerobico per i rifiuti organici, quindi per la parte organica, che è quel tipo di rifiuto, diciamo, un tipo di impianto che potrebbe ospitare, se ben gestiti, quella parte di rifiuti che devono, o meglio, quella parte di prodotti che può trasformarsi in biodegradabile e essere, se ben trattata, ovviamente meno impattante per l'ambiente, perché finirebbe nella filiera del compostaggio, e questo potrebbe essere di grande aiuto. Questo noi lo diciamo molto forte all'Unione Europea, che dovrebbe imparare, questa volta, diciamo, sentiamo di dirlo dall'Italia, perché nel nostro paese, abbiamo parlato di borse di plastica prima, sì, dal 2012 sono vietate in Italia, è il primo paese in Europa che ha vietato le borse, diciamo, single use, un uso singolo di plastica, e oggi troviamo quelle biodegradabili, non troveremo più quelle biodegradabili e troveremo solo quelle in, meglio noto, Mater B, amido di mais, prodotto organico, diciamo, vegetale, che è quello che non contiene additivi, e se contiene additivi non sono di natura chimica, diciamo, tradizionale, ma sono da chimica verde, quindi con sostituti naturali, e sono quel tipo, diciamo, di prodotto che ci ha aiutato dal 2012 ad oggi a ridurre del 60% la quantità di borsette di plastica che si disperdevano poi nell'ambiente, perché questa purtroppo era la loro fine. E oltre a questo abbiamo citato i cosmetici. Anche i cosmetici in Italia sono vietati dal 2017, quelli con le componenti, diciamo, in plastica. È una lunga battaglia, diciamo, del mondo ambientalista, che è stata portata a casa solo nel 2017, in anticipo rispetto all'Europa anche qui. Quindi ecco, su questo, e l'abbiamo fatto perché esistono già le alternative delle filiere produttive del nostro paese che hanno cambiato o dovranno ancora cambiare, perché sono passati 2 anni da quando sapevamo che la direttiva sarebbe andata in funzione, e ecco, insomma, stiamo lì a parlare appunto se il film plastico va bene o non va bene, quando chiaramente non deve andare bene e non ci deve essere nessuna deroga a questo, e dobbiamo rispondere all'esigenza che è quella di eliminare questo prodotto, di riciclare il più possibile la plastica e non demonizzarla, perché se ben riciclata la possiamo riutilizzare e si può riprodurre plastica. Ad esempio, anche qui grande passo avanti del paese all'inizio di quest'anno, è l'ultimo, diciamo, passo avanti che abbiamo fatto, ci auguriamo di farne ancora. Finalmente in Italia possiamo produrre bottiglie di plastica al 100% da plastica riciclata. Voi sapete che fino all'aprile più o meno di quest'anno questo non era vietato, perché la norma prevedeva almeno il 50% di plastica vergine
per una non certa, diciamo, qualità poi del contenuto, no, per l'alimento. È stato completamente sfatato e superato dai biologi, da chi su questo studia e fa ricerca, che dobbiamo sempre ascoltare, e oggi possiamo pensare di riciclare al 100% quelle bottiglie di plastica e produrre nuova plastica da rimettere qui nel mercato con le tecnologie presenti nel nostro paese, perché chi produce queste bottiglie 100% riciclato è eccellenza italiana, direi anche veneta, insomma, perché si produce innovazione anche nella nostra regione. Questa nostra trasmissione è dedicata al pubblico perché si renda conto del pericolo che stiamo correndo, ed è un pericolo imminente, non è un pericolo che succederà tra 100 anni, quindi intanto io me la cavo, non ce la caviamo nessuno. Però naturalmente al nostro pubblico gli verrà spontanea la domanda: e cosa posso fare? Ma purtroppo anche in questo caso, riprendo l'esempio del Covid, il singolo può non buttare via il bicchiere, può cercare di essere il più igienico possibile, mettere dentro il sacchetto o usare queste cose. Quindi la collettività deve prendere consapevolezza, ma ci vuole al di sopra, come è successo con la Comunità Europea, delle decisioni che inquadrino e creino un sistema. Io non posso lasciare soltanto il diritto al guadagno a un industriale, dice perché devo riciclare la plastica che mi costa di più, io ne faccio di nuova e ci guadagno. Perché? Nessuno lo farà spontaneamente, perché il suo concorrente guadagnerà di più e lui sarà costretto a morire. Allora ci vuole la politica quella saggia, che incrementa il riciclaggio a svantaggio invece della plastica, che invece costa meno per produrla. Questo è il punto e questa è la denuncia che voi dovete fare, cioè il coinvolgimento più diretto della politica. In questo momento la politica non ha una percezione del rischio che stiamo correndo. E quando se ne renda conto, è come la questione climatica, è sempre un po' tardi. E invece bisogna tornare indietro e fermarsi prima. È meglio curare, prevenire che curare. Prego. Ma infatti è molto interessante il suo spunto, perché spesso, soprattutto nel mondo anche dell'ambientalismo, si pensa molto per ideale. E invece dobbiamo ricordarci sempre che la nostra società è basata sulle leggi. E quindi sul profitto. Sì, è poco da fare. I soldi fanno girare il mondo, certo, però sono le leggi che determinano il posto in cui questi soldi possono girare e tutto quello che succede nella nostra società, a parte, sì, alcuni punti grigi, no? E da questo punto di vista è interessante anche la normativa europea, perché nella parte preliminare, cioè quella che non è direttamente normativa, quella in cui viene spiegata la motivazione della direttiva, vengono indicati alcuni fallimenti degli strumenti legali usati in precedenza. Per esempio, dobbiamo ricordarci che la maggior parte dei rifiuti plastici presenti nel mare non deriva da rifiuti che creiamo noi, ma deriva da degli scarti riguardanti la pesca, come anche precisava prima Lazzaro, giusto? E 30%. E quindi, sì, questo sulle coste, però in mare la percentuale di quello galleggiante è più alta. E quindi diciamo, loro ammettono nella loro definizione preliminare di questa direttiva, ammettono il fallimento degli strumenti legali usati in precedenza. Quindi il nostro obiettivo adesso è cercare di, certo, muovere l'opinione pubblica, perché è solo l'opinione pubblica che riesce a spingere questo genere di la politica, come diceva lei, a fare qualcosa. Però dobbiamo anche immaginare quale è lo strumento legale che possiamo utilizzare: la tassazione, il divieto, l'educazione. E per esempio noi ci siamo conosciuti parlando di Extinction Rebellion e quando c'è stata la prima manifestazione di Extinction Rebellion a Roma, io ero tra dei ragazzi che hanno fatto uno sciopero della fame davanti al Parlamento. Siamo stati 7 giorni senza mangiare e abbiamo avuto la fortuna, grazie a dei contatti, all'onorevole Fassina e adesso a un'altra parlamentare di cui non ricordo il nome, che stavano preparando anche loro delle leggi ambientali, e poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere il ministro Costa, che all'epoca era il ministro dell'ambiente. E l'incontro con il ministro Costa ci ha fatto capire che la politica non è in grado di produrre, non ha la forza e la decisione di produrre questi sistemi legali. Perché?
perché era il periodo in cui si voleva fare il decreto clima, che è stato una sorta di fallimento colossale della nostra politica, perché dentro il decreto clima non c'era niente. E l'unica tassazione che volevano introdurre, cioè la tassazione di €1 ogni quintale di plastica prodotta, sì, la plastic è stata tax. stralciata. Quindi sì, lo strumento legale poteva essere quello, una tassazione di €1 su un quintale di plastica può spostare l'ago della bilancia, perché alla fonte chi la usa è costretto a ripensare l'uso di questa plastica, perché mentre prima è molto economica, anche solo €1 su un quintale può fare una differenza sui grandi numeri. E io penso, tanti dicono, queste legislazioni bloccano la libertà dell'impresa, però immaginiamo i panettieri. Voi sapete che i panettieri hanno l'obbligo di avere una parte di pane di tipo 0, cioè farina, acqua, sale e lievito. La stessa cosa si potrebbe richiedere per esempio ai supermercati, che per alcuni prodotti sia obbligatorio la cessione a sfuso con contenitori personali, cosa che invece adesso a volte addirittura la legge non lo permette, cioè una persona non può portare il proprio contenitore da farsi riempire. Quindi gli strumenti legali sono la possiamo nostra portare forza più come grande. esempio esperienze che sono successe molti anni fa, per esempio nell'agricoltura. Agevolare l'uso a un prezzo ridotto del carburante per il trattore ha incrementato l'agricoltura e così molte altre cose. Cioè l'Europa cerca di aiutare quei settori che sono penalizzati dalla concorrenza, eccetera. No, e quindi questo lo si può fare, basta avere la capacità, e qui i politici devono diventare non solo politici ma anche tecnici, capire qual è la tecnica economica per agevolare lo sviluppo del riciclaggio, perché a un certo punto alla lunga è più vantaggioso e soprattutto salva la salute. Di conseguenza anche il politico, quando sarà inquinato, morirà prima e avrà patologie e, come abbiamo visto col coronavirus, che è stato un fenomeno che ha coinvolto tutto il pianeta, bisogna pensare alla stessa tecnica, perché lo Stato ha tirato fuori miliardi per fare i vaccini. E la stessa cosa può avvenire per la plastica. Con una regolamentazione. Sulla plastica doveva entrare in vigore al 1 gennaio 2021 la plastic tax, quella che avrebbe tassato 45 centesimi a chilogrammo prodotto, acquistato, distribuito, quindi chi usava la plastica monouso andava, questa diciamo doveva essere l'accoppiata con la SUP, con la direttiva sulla plastica monouso, perché è lo strumento diciamo normativo o comunque il bastone economico in grado di far cambiare le prospettive anche ai produttori. Su questo chiaramente mi sembra chiaro che la politica ha abdicato, perché va bene, c'è la pandemia, abbiamo rinviato al 1 gennaio 2022, però ricordo gran parte delle discussioni politiche anche a livelli più alti, diciamo intorno alla plastic tax si sono spese, diciamo sperticati per dire che non sarebbe stato diciamo il trauma del nostro paese. Invece così non è, anzi è quello che potrebbe permetterci di acquisire risorse per garantire, no, all'economia circolare, agli impiantisti a svilupparsi, alla gestione corretta del rifiuto che oggi non abbiamo. Quindi sì, io sono assolutamente d'accordo che la politica deve dimostrare, diciamo non solo con le parole che oggi sono entrate nel linguaggio, no, da cambiamento climatico ormai ne parliamo tutti, piuttosto che i rifiuti appunto in mare sono tutti conosciuti, tutti pensano che sia un problema, però poi nei fatti stiamo vedendo diciamo un freno a mano tirato costantemente. Ecco, forse non continuare a delegare il problema come facciamo con i rifiuti sostanzialmente da noi cittadini, e quindi certo anche il nostro atteggiamento deve essere importante, dobbiamo anche in qualche modo essere protagonisti. Noi lo diciamo sempre, sulle buste di plastica sono fuori legge dal 2012, ecco bisogna avere anche l'accortezza, quando queste buste di plastica ancora si trovano, di dire a chi ce la dà che quella busta è fuori legge, che non deve più averla, e poi di valutare come comportarsi e se segnalare la cosa a seconda della gravità, però anche solo farlo sapere, perché purtroppo oggi le notizie sono ancora discordanti con tanta confusione. Prima parlavamo no, rispetto alle bicchieri di plastica, ancora oggi si dice che i bicchieri di plastica saranno oggetto della direttiva della messa al bando, cosa che così non è. Ricordo che sono 6-7 miliardi di bicchieri di plastica consumati nel nostro paese ogni anno, un numero impressionante. Che in qualche modo, in merito a questo passiamo al prossimo contributo. Sì, allora vediamo. Slide.
plastica. Sì, vediamo la quantità di plastica monouso che viene abbandonata in mare. Sostanzialmente, come dire, riassumiamo quella che è la situazione: il 43% di quanto si ritrova in mare è plastica monouso, poi c'è un 27-30% di rappresentata da attrezzatura da pesca e rappresenta il 70% dei rifiuti che troviamo sulle spiagge. Ecco, sicuramente l'educazione del cittadino dovrebbe come dire, far sì che anche lungo gli argini, durante una passeggiata, qualcuno potrebbe girare con un sacchetto, non di plastica magari, ecco, perché adesso volevo fare anche una domanda a questo proposito, e raccogliere quello che si trova. Se tutti quanti partecipano, probabilmente avremo un ambiente più pulito in Se cui tutti vivere. partecipano a buttare via il bicchiere, allora evitiamo di andare a raccogliere la monnezza degli altri. Certo, Questa è un'educazione che va raccontata anche a scuola, che i giovani si rendano conto di questa situazione, e poi, ripeto, per i grandi fenomeni la politica è fondamentale, perché se no non possiamo regolarci l'un l'altro così istintivamente, ognuno ha una propria iniziativa. L'iniziativa di raccogliere i rifiuti lungo i fiumi o sui prati è bella perché insegna una etica, ma sostanzialmente non risolve nulla, perché è talmente la quantità di plastica che viene buttata che, allora, se quello che è successo negli ultimi pressappoco, negli ultimi 50 anni, e la produzione allora della plastica era molto bassa, per esempio a Padova io ho fatto diversi servizi sulla fiera dell'imballaggio, facevano la fiera campionaria dell'imballaggio e c'erano i primi imballaggi in plastica, quella gonfiata, eccetera. Ma era una cosa rarissima. Facevano la plastica, per esempio, per imballare i mobili, quando si spedivano i mobili, eccetera, perché non si strisciassero, eccetera, avevano cominciato a usare certe plastiche gonfiate, eccetera. Ma succedeva 50 anni fa. Oggi questa plastica la produzione è centuplicata. Pare 200 volte. 200 volte dicono. Allora dobbiamo pensare in quanto tempo riempiremo l'Oceano Pacifico. Io penso che nei prossimi 50 anni potremo camminare sulla plastica e cominciare a costruire i grattacieli in mezzo all'oceano. Faccio per ridere, no? Ecco. Quindi passiamo al prossimo contributo. Certo, vi presentiamo quelli che sono gli effetti per gli animali, anche non diretti, diciamo, come abbiamo visto nel servizio di prima, con animali soffocati dai sacchetti piuttosto che legati nelle reti. Ci sono anche degli effetti per cui l'animale che vive in maniera naturale resta ingannato dalla plastica. Vediamo cosa succede nell'isola di Midway. L'atollo di Midway ospita la più grande colonia di albatros del nostro pianeta. Qui la plastica è un grosso problema. Quando gli adulti sorvolano le acque, in cerca di una preda da dare in pasto ai loro piccoli, talvolta scambiano la plastica per pesci e questa finisce nello stomaco dei cuccioli. Il risultato? Un massacro. Innumerevoli sono i decessi ogni anno. Ecco, migliaia di albatros morti perché i genitori, convinti di alimentarli, invece praticamente li condannano a una morte sicuramente anche atroce. Ecco, Barbiero, noi parliamo dei sacchetti di plastica, però resta il fatto che per la spazzatura, se uno va al supermercato e compra i sacchetti per la spazzatura, i sacchetti della spazzatura sono ancora in plastica. Quindi noi parliamo, cioè quando diciamo il sacchetto di plastica pensiamo a quello che ci dà al supermercato, ma il problema dovrebbe essere affrontato politicamente da questo punto di vista qui. Quindi in commercio dovrebbero esserci solo sacchetti anche per i rifiuti
che siano idonei. Sì, sì, sono d'accordo. Poi dipende cioè ci sono tanti, diciamo, materiali che potrebbero essere utili, nel senso si possono fare dei sacchetti anche robusti di carta, insomma non è per forza necessario usare la plastica. E poi come dicevo io, io per fare la spesa appunto come dicevo uso una cosa riutilizzabile e poi per i rifiuti in realtà si potrebbero usare i contenitori più grandi, quindi io potrei avere dei insomma dei contenitori domestici che poi porto in contenitori più grandi. Dovrebbe essere organizzata la filiera in maniera diversa, dovrei fare bene la raccolta differenziata a casa, anche questa è una cosa che per esempio all'estero si fa molto bene. Come dicevo, sempre per parlare della Svizzera, e io ho visto la raccolta differenziata ancora 10 anni fa fatta molto meglio di quella che facciamo noi adesso. Lì per esempio già all'epoca quindi c'era una selezione dei materiali più sì, anche più le ampia. metodiche, perché loro riciclavano per esempio all'epoca anche il guscio d'uovo, quindi io vedevo lo tengono separato. No, riuscivano lì a riciclare, cioè a compostare, diciamo, scusate, a compostare anche il guscio d'uovo, e quindi già all'epoca, diciamo, questo non andava a finire nel secco, che non è il rifiuto più presente o quello più pericoloso, però certamente un po' di uno, un po' dell'altro. Ecco, per il rifiuto organico ad esempio, ci capita spesso di aprire il bidone dell'organico e vedere tanti sacchetti di plastica con l'organico dentro. Allora, è un grossissimo problema dei rifiuti il mescolarsi del rifiuto, perché il rifiuto può avere un suo utilizzo e un suo valore anche per non inquinare e anche addirittura un valore commerciale, ma se è ben separato. Quindi bisogna trovare il sistema per evitare, sia dal punto di vista dell'educazione sia con dei metodi automatici, che queste cose si mescolino o che non possano essere separate. Per esempio adesso mi viene in mente una filiera particolare, stavo pensando magari alla filiera del vetro. In certi posti nel mondo separano i vetri colorati da quelli bianchi. Siccome si parte sempre dal vetro bianco, di solito come quello di maggior valore, il vetro bianco lo posso colorare. Se invece io mescolo tutto, avrò sempre del vetro già colorato che è di un valore più basso e comunque non mi consente di fare la bottiglia di vetro trasparente. Devo usare delle nuove risorse e quindi non è un vero riciclaggio. Cioè un vero riciclaggio dovrebbe essere che quello che ho alla fine non è un completo riciclaggio, diciamo così. Quello che ho alla fine ho speso dell'energia eccetera, ma dovrei essere nelle condizioni di poter ripartire da zero e rifare lo stesso oggetto che avevo all'inizio. Invece per esempio questa cosa non si ha. E anche per esempio se io ho mescolato dei rifiuti incompatibili uno con l'altro, anche per esempio buttare nella plastica riciclabile della plastica non riciclabile, anche questo è un grosso problema dal punto di vista del riciclaggio. Non si riesce, spesso si frantumano tutti questi rifiuti, si fa una specie di liquido, diciamo, a densità diversa a seconda delle plastiche, si mescola, si macina, si mescola, si stratifica a seconda della densità, però ci sono delle parti che poi io dovrò eliminare fisicamente, mentre se invece le eliminassi alla radice, educassi bene la gente, guarda, non buttare tutta la plastica dentro, buttala solo se c'è questo simbolino che c'è dove è la plastica riciclabile. Questo sarebbe un grosso vantaggio per tutti, è che noi non riusciamo a quantificare anche solo il semplice vantaggio economico, e ancora meno quello ecologico, quello dal punto di vista sociale, insomma, ecco. Quindi sì, è un discorso complesso. Certo, ecco, ad esempio se butto un sacchetto biodegradabile insieme alla plastica, magari c'ho dentro le bottiglie di plastica, le porto col sacchetto biodegradabile e butto tutto dentro. Quello dovrebbe seguire un'altra filiera, poi in realtà, come dicevo, sminuzzano tutto e poi riescono bene o male a tirare via la parte che devono riciclare, però quello che rimane alla fine è tutto mescolato insieme di plastiche che non possono essere riciclate in quella filiera e viene buttato via come secco, viene smaltito come secco non riciclabile. Certo. Beh, Lazzaro, allora dobbiamo cambiare, sicuramente i cittadini si devono impegnare in questo e la produzione, quindi l'imprenditoria, si deve adeguare a queste nuove normative. Sì, il punto è che dovrebbero essere, come
per tante altre cose, dovrebbero essere incentivate anche da un punto di vista economico, perché altrimenti l'effetto ci tengo è quello a sottolineare contrario. che è sempre, diciamo, gli esempi spesso si fanno esotici, no? Che fa sempre bene ricordare cosa fanno gli altri, però guardate che questa regione, o meglio la provincia di Treviso, la nostra regione, è leader nazionale rispetto ormai alla capacità di raccogliere anno, no? in maniera differenziata, con un grande contributo da parte dei cittadini che sono da tanti anni educati, ma non c'è altra via, sono d'accordo con te, serve un'educazione ferrea e quindi un ruolo importante della politica anche qui, perché per educare il cittadino sono gli amministratori che devono essere in prima linea per raccontare come si fa la raccolta differenziata, però qui abbiamo grandi esempi, purtroppo diciamo sono vincolati a essere l'esempio, l'Olimpo in qualche modo, no, della raccolta differenziata, poi ci spostiamo nelle altre province, veniamo a Padova, ma anche solo la provincia di Venezia, insomma, che già non raggiunge questi risultati importanti, non tanto per la raccolta differenziata, perché poi bisogna guardare non la percentuale ma la qualità della raccolta, che è quello che ha detto il collega benissimo. Se noi sporchiamo la qualità, inficiamo la raccolta, rendiamo più costoso il ciclo dei rifiuti e mandiamo comunque una buona percentuale a essere, diciamo, incenerita sostanzialmente o a discarica invece che nella corretta filiera, e quindi questo deve essere assolutamente affrontato dagli amministratori, e poi diciamo va in qualche modo passato un messaggio corretto che la differenziazione dei rifiuti deve passare da modelli concreti. Noi diciamo che il porta a porta è il modello che può aiutarci, e Treviso, ripeto, la provincia di Treviso lo dimostra, e ovviamente dalla capacità poi di gestire questo rifiuto con un'impiantistica all'avanguardia d'eccellenza che oggi abbiamo, ma che purtroppo non è sviluppata in maniera opportuna. Non dico in Veneto, che degli impianti ce li ha, ma nel resto del paese insomma c'è una grandissima carenza di impianti per il riciclo, ma come anche ad esempio per il compostaggio anaerobico del materiale organico, che forma una grande percentuale dei rifiuti che noi andiamo a produrre. Ecco, ma c'è l'altro problema, appunto, che accennava lei prima, che è cresciuto, sono anche cresciuti tra virgolette gli ecoreati, e quindi ad esempio questi i roghi della plastica. E allora, Menegus, cosa succede quando bruciamo la plastica? Purtroppo abbiamo avuto modo anche in passato di parlare del problema delle polveri sottili, e diciamo che possiamo collegarci a quell'argomento per quanto riguarda il bruciare la plastica, perché non riguarda solamente la plastica bruciata illegalmente. Ricordiamoci che noi facciamo sempre i conti sulla percentuale di rifiuto differenziato, ma questo rifiuto che viene differenziato, anche quando differenziato correttamente, non sempre, sia per mancanza di impianti sia per interessi economici diversi, non viene avviato al riciclo, spesso viene bruciato intenzionalmente in quello che viene definito CSS, cioè combustibile solido secondario, che viene poi dato a volte nei cementifici e comunque sempre negli inceneritori. Quindi, al di là degli ecoreati, io vorrei far notare questa cosa, perché l'inceneritore purtroppo sembrava in Europa fino a qualche anno fa la soluzione principe, perché l'Europa è l'area del mondo dove si sono più sviluppati gli inceneritori, ma tutti gli stati, soprattutto quelli del nord, hanno dovuto fare passi indietro e li stanno chiudendo. Perché? Perché una buonissima parte del volume, della massa di questi rifiuti che vengono bruciati rimane come rifiuto ancora più tossico del precedente. Certo. E bruciando, anche con i filtri più all'avanguardia, è impossibile ritenere tutte le sostanze tossiche, e sicuramente è impossibile trattenere l'anidride carbonica, che è un gas climalterante, quindi ricordiamoci che le due cose vanno sempre a braccetto. E quindi sì, qui in Veneto purtroppo abbiamo l'esempio un po' virtuoso di Treviso, ma Fusina, Veritas, sta progettando l'ampliamento dell'inceneritore attualmente presente, e purtroppo la politica o non vuole vedere o fa finta di non vedere, perché purtroppo... No, forse la politica fa politica, ma la politica spesso non è scienza. Invece la politica oggi è obbligata a prendere in considerazione il sapere le cose prima di decidere. Invece spesso decide per una questione economica, se è più vantaggioso questo o quello. Allora i fumi delle plastiche riciclate sono altamente tossici, che è sostanzialmente la stessa sostanza dell'agente arancio che usavano in Vietnam quando gassavano i poveri vietnamiti. È la stessa sostanza. Però adesso facciamo vedere, perché parliamo sempre male della plastica, vediamo delle immagini
della plastica, come viene riciclata e create delle opere d'arte. Allora la nostra regia ce le ha preparate. Andiamo. Eccole qua. Vedete, passiamo alla prossima. Queste sono tutte cose che da quella plastica negativa, quell'oceano di plastica che noi troviamo, se abbiamo un po' di cultura, perché questa è cultura, non è soltanto Leonardo da Vinci, qua nasce una nuova cultura artistica dove vediamo delle cose eccezionali, di una bellezza unica, di una cosa che normalmente non consideriamo come uno scarto, come un peso. Eccole qua, un'altra immagine. Passiamo più velocemente alle prossime. Ecco, a un certo punto anche gli architetti possono essere coinvolti e per esempio l'isolamento è fatto di plastica, sia acustico che termico. Di conseguenza tutte queste, ecco qua, un muro di bottigliette. Vediamo se la propone. E quindi non possiamo soltanto accettare o negare la plastica, ma vedere, aiutare con un po' di fantasia l'utilizzo del materiale e poi naturalmente chi vedrà. Certo. Ecco qua. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda questa sera e questa parte dedicata appunto alla questione plastica. Sappiamo, consapevoli che, come giustamente diceva l'ospite Stefano Menegus, è solo un piccolo tassello di un problema ben più grande nel quale siamo tutti coinvolti, è quello della tutela del mondo e dell'ambiente nel quale viviamo. Se non cambiamo stile di vita siamo destinati probabilmente all'estinzione. Ringrazio per essere stati con noi Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto. La scala è fatta a gradini, no? Facciamone una alla volta così proviamo a raggiungere la vetta. Stefano Menegus. Grazie. Attivista di Extinction Rebellion, e grazie ad Andrea Barbiero, chimico dell'ISDE. Allora, abbiamo parlato di salute, anche di un diritto, il diritto alla salute e all'ambiente che sia tutelato, e noi torniamo a ribadire e come dire, ad alzare la voce per continuare a ricordarvi che ci sono paesi dove i diritti umani non sono rispettati. Parliamo dell'Egitto e parliamo di Patrick Zaki, questo studente che ormai dall'8 febbraio del 2020 è incarcerato, si trova in carcere in Egitto, un carcere duro dove è stato torturato e dove ancora resta in carcerazione preventiva. Gliela rinnovano 45 giorni alla volta, e l'ultima volta è stato il 2 giugno scorso. Prigioniero per come dire, per una questione di coscienza, un prigioniero di coscienza per alcuni post che ha pubblicato, sembrerebbe, ma non viene confermato dai suoi difensori, che aveva pubblicato su Facebook ovviamente dei post contro il regime egiziano. Ecco, Patrick Zaki deve essere liberato e deve avere giustizia, così come deve avere giustizia Aung San Suu Kyi. Andiamo in Birmania, anche questo è un paese dove i diritti umani sono stati ignorati, calpestati per decenni, e la stessa Aung San Suu Kyi, premio Nobel nel 91 per la pace, è già stata in carcere per questo, per tanti anni. Oggi è in carcere dopo l'ennesimo colpo di Stato, militari ancora al potere dall'inizio di febbraio, e adesso sta subendo il processo, accusata di reati diciamo dalla sedizione alla corruzione, e potrebbe essere condannata ad altri 10 anni di carcere. Ecco, anche noi vogliamo ricordare e stare vicini a Aung San Suu Kyi e a tutto il popolo birmano perché abbiano la libertà e i diritti umani vengano rispettati anche nel loro paese.
Allora, ci fermiamo qui, dicevo, settimana prossima, ore 21, torniamo con TV7 Match, Ermanno. Abbiamo alcune anticipazioni che possiamo fare. Allora, sicuramente abbiamo il nostro appuntamento con la storia. L'appuntamento con la storia, andiamo in Nord Africa. Cioè? E parliamo di Algeria. Parliamo dell'Algeria, 1962, l'Algeria, l'indipendenza, e qui abbiamo tutta una serie di problematiche legate all'ottenimento dell'indipendenza. Un paese che ha voluto l'indipendenza, l'ha voluta con molto coraggio, un paese vessato, perché io sono stato pochi anni dopo l'indipendenza algerina, ed era un paese abbandonato a se stesso. I francesi avevano cancellato le scuole, non c'erano algerini che erano stati a scuola, si andava nelle banche a cambiare la valuta e c'erano ragazzini di 15 anni, perché le persone di una certa età non avevano la capacità di poter far di conto, come si suol dire. Non sapevano leggere e scrivere. Questa è la situazione che i francesi avevano ridotto l'Algeria, io parlo degli anni 70 quando sono stato. Avevano memoria di quello che era successo, erano successe delle vere e proprie stragi, e in particolare nella parte, diciamo, orientale dell'Algeria. E i francesi si sono dati molto da fare. Io per un incidente stradale sono stato ricoverato in ospedale e sono stato ricoverato gratuitamente, solo che non avevano antibiotici, non avevano nulla, e a curare erano soltanto delle persone improvvisate. Lì c'erano solo 2 medici, uno cinese e uno russo, perché tutti gli altri si erano rifiutati di tenere in piedi questo ospedale. E allora avevo con me la scorta nel camper, avevo una cassa piena di medicine di primo soccorso e gliele ho regalate. E questa era la situazione che i francesi avevano lasciato l'Algeria. Poi c'è una storia molto ancora importante, che a fomentare la rivoluzione algerina ci fu anche il presidente dell'ENI, Mattei, e questo naturalmente i francesi non glielo perdonarono, e anche questo fa parte del prossimo discorso della liberazione dell'Algeria e della capacità che hanno i francesi di soffocare le proprie colonie anche quando le abbandonano. Certo, bene, parleremo di questo e poi parleremo anche di salute, sani e longevi, e quindi parleremo della prevenzione, ovviamente, perché prevenire è meglio che morire, chiaramente. E questo sarà sicuramente un tema molto interessante da presentare a voi telespettatori. Ci fermiamo qua. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che sono stati con noi fino a quest'ora. Ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21, TV7 Match. Buonanotte.